Mister Melillo termina l'avventura dell'Accademia Trapani in questa coppa, però possiamo dire che soprattutto dal secondo tempo arrivano ottime indicazioni. Sì, usciamo a testa alta da questa competizione, abbiamo superato il primo turno con tanto merito contro la Folgore. Naturalmente sapevamo che oggi era molto difficile perché il risultato dell'andata diciamo, ci ha penalizzato tanto, perché abbiamo fatto una grandissima prestazione a Mazzara all'andata e il primo tempo vincevamo 1-0, poi per una serie di episodi purtroppo il risultato poi è finito 3-1. Naturalmente oggi ribaltare questo risultato non era facile contro una buona squadra, la conoscevamo e diciamo che all'inizio abbiamo un po' fatto qualche errore di troppo, però poi nel secondo tempo abbiamo avuto una grandissima forza di reazione, abbiamo pareggiato meritatamente e dobbiamo dire pure che a 5 minuti dalla fine abbiamo dato la palla per il 2-1, il portiere ha fatto una grandissima partita, sai magari lì fai il gol del 2-1, gli ultimi 5, 6, 7 minuti magari a mister Galfano ci viene un po' di paura, però diciamo alla fine siamo soddisfatti. Cioè, avrei preso tanti appunti per la gara di domenica, tra l'altro si gioca sempre qui, sempre con l'Unitas. Sì, sì, vabbè, oggi era un'altra gara perché oggi abbiamo fatto debuttare qualcuno che non aveva mai giocato addirittura in eccellenza, ma la società ha questi principi di lanciare dei giovani, quindi non ci sono migliori occasioni per poterlo fare. Domenica di sicuro sarà un'altra storia, domenica giochiamo in casa, ci sono i 3 punti a disposizione e quindi cercheremo di affrontare la partita in un altro modo, cercando naturalmente di analizzare un po' gli errori di oggi e cercare di fare ancora meglio. Tra l'altro oggi anche tanto caldo che per essere il periodo è anche penalizzante per i giocatori visto che si gioca 3 volte in una settimana. Sì, vabbè, il caldo naturalmente ci sta, il caldo lo sentiamo sia noi che giochiamo in casa, ma anche gli avversari, quindi diciamo che è diciamo, un problema che tra virgolette si può superare. E niente, però ripeto, sappiamo di aver affrontato una buona squadra, domenica ripeto sarà tutta un'altra storia e già da domani sicuramente inizieremo a programmare la partita di domenica al meglio.